Nelle prossime settimane verranno rinnovati i vertici della Federazione Italiana Bocce. Uno dei candidati alla presidenza sarà Marco Giunio De Sanctis. Atleta e dirigente di lungo corso della disciplina boccistica, De Sanctis da oltre 30 anni è in prima linea nel movimento paralimpico in Italia. Primo dipendente assunto dell'ex Federazione Sport Handicappati e poi segretario della Federazione Italiana Sport Disabili, dal 2005 ricopre questo ruolo per il Comitato Paralimpico Italiano, al cui sviluppo e al cui riconoscimento da parte del CONI ha contribuito in prima persona. Ecco la sua scheda al microfono di Roberto Ghizzo. Sono il segretario del CIP da tanti anni. CIP oggi è un ente di diritto pubblico scorporato dal CONI, una realtà straordinaria. E tra queste realtà sportive c'è anche le bocce, perché noi riconosciamo anche il mondo delle bocce. Sono stato spinto a candidarmi da tante motivazioni. La prima di tutte è quella appunto che ritengo, terminato il ciclo dell'attuale presidente Rizzoli, dell'attuale gestione, e ritengo di avere il curriculum giusto, il profilo giusto per fare delle cose importanti, rilevanti per questo movimento, per far sì che questo movimento diventi una federazione a tutti gli effetti, non la Cenerentola dello sport italiano, ma una federazione considerata dai media, dall'opinione pubblica in maniera assolutamente diversa, non più il gioco degli anziani o il dopolavoro, ma una federazione vera a tutti gli effetti, perché è uno sport per tutti. Unisce giovani, meno giovani, bambini, disabili, normodotati, donne e anziani. È uno dei pochi sport in cui la donna può battere l'uomo, uno dei pochi sport in cui il disabile può battere il normodotato. Quindi ha un potenziale estremamente importante, un potenziale che va dall'agonismo vero e proprio all'attività sportiva promozionale, al sociale. Quindi ritengo naturalmente di poter dare un grande contributo a questa federazione che nasce naturalmente nella notte dei tempi, perché ha una storia infinita, giocavano gli Etruschi a bocce, quindi è molto popolare, però non ha la giusta immagine, non ha l'immagine che la sua meritoria attività meriterebbe, e pertanto mi candido alla presidenza. Fra un mese ci saranno le elezioni, portando avanti un programma incentrato sulle società sportive, sugli atleti, sui tecnici e sugli arbitri. I fondi della federazione debbono andare assolutamente a queste componenti. Peraltro lei è un figlio d'arte. Mio padre è stato presidente della federazione per 24 anni, è stato anche un campione italiano di questo sport. Io sono stato un atleta di alto livello, sono presidente attuale di un circolo molto importante, il circolo Bocciofilo Flaminio, quindi naturalmente è una tradizione di famiglia che mi spinge a portare avanti questa candidatura, lasciando una mia creatura, fa parte veramente della mia vita il movimento paralimpico, però ritengo di avere gli stimoli e il profilo giusti per portare avanti questo importante incarico. Se le informazioni sono esatte, lei da un anno e mezzo sta promuovendo questa sua candidatura e presentando un puntuale programma. Assolutamente sì, un anno e mezzo, perché sapevo che sarebbe stato difficile, perché è molto capillare il gioco delle bocce, è molto chiuso, un gioco tradizionale, non è facile arrivare dar voce ai presidenti di società delle bocce. Tra l'altro non si conoscono neanche quanti sono il numero esatto delle società, degli atleti, dei tecnici. Non pensavo che fosse così difficile, devo dire che sto incontrando tante difficoltà, però nonostante tutto mi sono messo in testa di raggiungere questo obiettivo, quindi sto girando l'Italia, adesso sono in Veneto, sono stato in Lombardia, andrò in Calabria, finirò un tour nazionale a contatto prettamente con le società sportive, con gli atleti e con i tecnici. Quelli sono il fulcro della federazione e quelli sono il futuro della federazione. Ecco, appunto, una delle sue prerogative è quella di incontrare i circoli, di raccogliere il massimo delle informazioni. Solo circoli, le informazioni sui circoli d'accordo, ma sono i circoli stessi che devono essere maggiormente informati. Quindi io sono per una gestione assolutamente più trasparente e più per una informazione alle società sportive. Le società sportive troppo spesso e da troppo tempo sono state quasi trascurate, se non abbandonate, e il gap che si è formato tra il centro, la periferia e la base è enorme. Questo assolutamente deve essere contenuto, deve riavvicinarsi la base, quindi il gruppo delle società sportive, enormi società sportive, al centro, perché noi eravamo più di 3.000 società e siamo 1.500.
Eravamo più di 170.000 tesserati e siamo meno di 80.000. Quindi il mio lavoro sarà proprio quello di incrementare il numero di affiliati tesserati. Una delle carenze, se così si può dire, è la classificazione dei giocatori, cioè non c'è osservanza nei punteggi, nella diciamo preparazione e nei risultati dei giocatori. Allora, va riformato anche questo settore, che è quello tecnico. Io sono per le gare per categoria, i forti devono giocare con i forti, i meno forti con i meno forti, le donne con le donne, se non anche gare integrate, perché è molto importante che ci sia il settore femminile, ma lo sport, ripeto, le bocce è uno dei pochi sport che può consentire a una donna di superare un uomo, quindi si possono fare anche gare integrate. C'ha tante possibilità, è ovvio che non solo le categorie ma anche il sistema di punteggi non va bene. Ci sono giocatori di Serie A che naturalmente non meritano di stare in Serie A, ci sono giocatori di Serie B che non meritano di stare in Serie B ma potrebbero stare in Serie A, quindi sicuramente va rivisto anche questo sistema. Dove potranno arrivare le bocce? Ma io mi sono posto un obiettivo, quello di rilanciare l'immagine di questa federazione, perché non merita un'immagine così scadente e non rispondente alla realtà. Pertanto le bocce hanno un potenziale enorme. Innanzitutto è una federazione paralimpica, perché la boccia è una delle discipline che va ai Giochi Paralimpici e potrebbe benissimo essere praticata all'interno della federazione. Andando ai Giochi Paralimpici è facile pure che possa andare ai Giochi Olimpici, perché lei sa benissimo che oggi Olimpiadi e Paralimpiadi sono un unico evento. Pertanto ha un grandissimo potenziale questa federazione e soprattutto ha espresso ancora poco, cui obiettivi ce ne sono tanti e sicuramente il risultato maggiore non è stato ancora raggiunto.